Allora, il museo come associazione nasce nel 2010. In verità tutti i cimeli e tutti gli oggetti sono di proprietà di un collezionista privato che ha iniziato ad acquisirli praticamente dall'inizio degli anni 90, quando la Universal e altre case di produzione hollywoodiane iniziavano a mettere all'asta tutta una serie di cimeli utilizzati durante le produzioni. E questa persona ha iniziato a raccoglierli e adesso ne ha fatto un museo sostanzialmente, pur non avendo ad oggi purtroppo ancora una sede ufficiale. Siamo un po' un museo itinerante, ci muoviamo durante questi eventi e ormai il Cartoomix è un evento ricorrente per noi, però chiaramente non possiamo portare tutta la collezione che oggi conta circa 300 cimeli fra tutti e tre i film, Ritorno al futuro 1, 2 e 3. In più, oltre a questo, il museo ha 2 DeLorean, anch'esse originali, una come uscita dalla fabbrica con l'immatricolazione e la targa italiana, che quindi può anche carrozzare su strada, e l'altra che non può circolare ed è una time machine. È stata rifatta proprio con i progetti originali del film uno a uno, con le stesse parti elettroniche e utilizzando materiale dell'epoca. Circa 6-7 mesi fa ci siamo riuniti insieme al museo e ad altri gruppi di fan presenti sul territorio italiano e abbiamo deciso che era arrivato il momento di creare un qualcosa di unico che non c'era prima sul panorama italiano, cioè un gruppo che racchiudesse al suo interno una serie di entità e che racchiudesse al suo interno tutti i fan di questa trilogia. In questo momento fanno parte di Ritorno al Futuro Italia, il club italiano di Ritorno al Futuro, il museo, c'è 1.21 GW Radio che è la nostra radio ufficiale, c'è un altro gruppo che si chiama So a Memoria tutti i dialoghi di Ritorno al Futuro e ci sono anche i gruppi che sono vicini alla DeLorean in sé per sé, c'è il club italiano DeLorean. C'è Autatime Italia, che è un altro gruppo di fan. Insomma, abbiamo cercato di racchiuderli tutti sotto un'unica grande famiglia. Ci presentiamo anche a queste fiere tutti insieme per cercare di unire le forze e dare la possibilità a tutti i fan di avvicinarsi a questa trilogia nel migliore dei modi a 360 gradi. Abbiamo una serie di progetti che stiamo portando avanti, l'ultimo dei quali, forse quello più importante, è il Location Tour, che partirà ad aprile del 2022. Siamo il primo gruppo organizzato che organizza il Location Tour in Europa. Porteremo le persone direttamente in America, daremo la possibilità di viaggiare in America, in California e vedere tanti posti belli, ma soprattutto gli daremo la possibilità di vedere dal vivo i luoghi in cui è stato girato il film. Quindi è un'occasione unica per tutti e lo dobbiamo anche all'amicizia, insomma, sia col museo che insieme a tutti gli altri gruppi anche. Allora, per me è stato il traino della vita. Io ho 35 anni, quindi ho praticamente l'età del film. Nel 1990 i miei genitori hanno avuto la malsana idea di farmelo vedere la prima volta, registrato da Rai 1 ancora, non c'era ancora la VHS. E ho iniziato a vederlo tutte le sere, finché la cassetta non si è fusa, ed è vero, non è una battuta. E da lì mi sono appassionato al mondo del cinema, al mondo del montaggio video, mi sono specializzato poi nell'informatica e nel montaggio video e tutt'oggi è la mia vita e il mio lavoro, per cui lo devo veramente al film che ha messo il seme, ha messo questa passione enorme. Sì, anch'io più o meno sono lì con l'età, ho 33 anni, anch'io come lui ho iniziato a vederlo prima in televisione, poi con le cassette registrate da noi in casa, ed è stato praticamente amore a prima vista, non mi sono più scollato. Poi nel 2012 ho conosciuto per la prima volta il club Ritorno al Futuro Club Italiano e lì ho iniziato a seguirlo ancora più da appassionato, fin quando ho avuto il grandissimo onore, da un anno a questa parte ho festeggiato il primo compleanno da poco, di entrare a far parte del gruppo di amministrazione del Club Italiano, e da lì è stato amore, perché sono riuscito a riportare da vicino tutta la mia passione.
quindi non potevo sperare di meglio. Ah no, allora sarà una voce un po' fuori dal coro, però per me è Biff. Soprattutto dal punto di vista recitativo, perché esatto, è un personaggio che secondo me è molto interessante, perché Thomas Wilson, che è l'attore, in verità è un ragazzo molto dolce, molto pacato, molto gentile, e ha questa enorme bravura recitativa dove riesce a rendere reale, a rendere credibile un personaggio che in realtà è in antitesi, perché Biff è un burbero, un bullo, uno scorbutico, uno che vuole ottenere a tutti i costi quello che vuole. Insomma, è interessante per me, è un personaggio molto interessante. Io ho un cane che ha 4 anni e si chiama Doc. Penso di aver già risposto alla tua domanda. Per me è un personaggio fantastico ed è un personaggio che non ha mollato, perché all'inizio del primo film si vede Marty che arriva da lui e lui c'è questo marchingegno della testa che vuole leggere nei pensieri e non ci riesce. Lui è il classico scienziato che ci prova e fortunatamente alla fine riesce nella più grande invenzione della sua vita. La passione per lui nasce anche da questo, perché è una persona che non ha mai mollato e ci ha sempre creduto.